Ecco che entrano in campo PSN Legnaro Polverare Calcio 2000 per l'ultima sfida di questa giornata live della Belbotea Arena. Stefano Testoni che vi racconta con la voce delle parole l'ultima partita. Si assegna la Coppa della Delegazione di Padova. In precedenza abbiamo visto le vittorie di Martellago, Trissino e Promo. Andiamo dentro al palazzetto. Il 21 marzo si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale. La Lega Nazionale Dilettanti e Treccani si uniscono per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di discriminazione. I capitani prima del fischio d'inizio si scambieranno dei gagliardetti speciali con parole che promuovono inclusione e rispetto, perché le parole contano dentro e fuori dal campo. Questa volta non è servito dire applauso, è stato spontaneo con i capitani Alessandro Breda per il PSN e Alessandro Dallago del Calcio 2000 che sono scambiati i gagliardetti in questa giornata weekend contro la discriminazione razziale. A dirigere l'incontro Gianpietro Basè di Conegliano, coadiuvato dal collega sempre di Conegliano Veneto Marco Braido. Si salutano le squadre in campo, andiamo a leggere le formazioni con il Calcio 2000 di mister Giuseppe Aciampong che schiera con il numero 1 Bertacche, 4 Franzanna, 5 Fongaro, 7 Rocco, 8 Mian, 9 Dallago, 10 Feltre, 13 Milano, 15 Olarte, con il 20 Stoic, con il 22 Fatlin Sciala e con il 96 Berno. Il PSN Legnaro Polverare di mister Martino Maritan schiera con il numero 1 Karan Nasanovic, con il 3 Celine, con il 4 Michelotto, con il 6 Pasutto, con il 7 Exenti, con l'8 Breda, con l'11 Carbuccio, con il 12 Tietto, 13 Furlan, 14 Livieri, 15 Rizzo, 16 Parpaiola. È l'ultima sfida di questa giornata che ha regalato grandi emozioni, vittorie scontate, una meno perché l'apertura con il successo del Promo contro la capolista del girone B Romano non era data dai bookmakers come fattibile, almeno fuori dal campo. Dentro il campo invece è successo Promo, poi assieme a Promo nella prossima Final Four del 18-19 aprile, siamo qui live dalla Belbotea Arena di Tombolo, ci saranno anche il Martellago che ha vinto la Coppa Veneziana, il Futsal Trissino che poco fa ha vinto la Coppa della Delegazione di Vicenza e un appunto tra PSN di Legnaro Polverare e Calcio 2000, le formazioni che si contengono alla Coppa del girone D della delegazione patavina. PSN che è secondo in classifica con quota 43 punti, quarto è il Calcio 2000, nel mezzo c'è il Carmen Vigio Longare, formazione dell'amico Marco Guidolin che saluto, che ci sta ascoltando da casa, che domani sera avrà ospite Luca Porro, pallavolista della nazionale italiana, nelle serate storie di sport. Grande iniziativa, complimenti al Carmen Vigio Longare, ma adesso è il momento di andare ad ascoltare il fischio che dà il via a questo ultimo quarto di finale, questa ultima finale con il PSN in completo maglia gialla, pantaloncini neri, calzettoni gialli, bianco-rosso è nato Sciala, subito il pericolo, maglia bianco-rossa. Subito abbiamo visto il recupero di Fatlin Sciala, 13 gol per lui, il bomber della squadra di Calcio 2000 è Mian con 16, ancora il Calcio 2000 che recupera il pallone, Calcio 2000 che è eliminato, oltre al Carmen Vigio Longare anche quella che è la capolista del girone che ha festeggiato la promozione la scorsa settimana, anche lì tanti amici dell'Atletico Pressana che il prossimo anno giocheranno in C2 assieme al Trissino, sicuramente nel girone A. Tanto laterale, palla che sfila per Celin che calcia dalla distanza, un rasoterra che si perde però sul fondo. Prime battute di questa ultima sfida che mette in palio la Coppa della Delegazione di Padova. Tra i pali intanto c'è per il Calcio 2000, non mi sembrava di aver visto il numero 13, ma forse ho sbagliato, vedremo se poi saprà darmi le spalle il portiere a disposizione di mister Giuseppe Ciampon. Intanto attenzione al tiro, la conclusione di Antonio Franzan che esce di poco sul fondo.
un calcio 2000 che ha il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa del girone. PSN invece che è seconda in tutto, attenzione, ancora calcio 2000, si propone avanti sempre con Franzan che tiene vivo il pallone, lotta sul fondo, mette in mezzo la sfera che è facile preda, attenzione, recupera ancora però il calcio 2000 che ha sicuramente partito nel miglior dei modi. Qui intanto l'ultimo toccare è stato Franzan, era uscito bene il portiere Michele Tietto dai pali, proprio Tietto va a prendersi il pallone dietro gli stendardi biancorossi della Belbotea Arena, casa del team Giorgione, formazione che milita in Serie B e che da 3 anni ospita tutte le kermesse finali delle varie coppe del futsal regionale del Veneto. Parte dietro con Feltre che si muove, Franzan, ancora giro palla del calcio 2000, formazione di Arcugnano, attenzione al tiro, resta lì il pallone sotto il piede del numero 22 Sciala, può ripartire allora con una rimessa dal fondo il numero 96 Mattia Berno, portiere del calcio 2000, che gioca con la fascia in testa, è riconoscibile per la fascia nera. Qualche rumore di sottofondo, non sto fermo, dopo praticamente una vita seduto qui sotto il sole, per Franzan, il tiro sul colpo di testa a servire di Stoic. Partito molto bene il calcio 2000, PSN un po' preso la sprovvista, vediamo ora che esce dalla propria area con Celin, lo scambio ora palla per Pasuto, si muove Rizzo, Pasuto va dietro ancora da Celin, Carbucci riceve il pallone, si accentra, strattonato ancora Celin in possesso per PSN, lo scambio con Pasuto, alza il baricentro, ora il calcio 2000 ma esce bene, Celin, palla con il petto, si sposta il pallone, poi recupera in scivolata Sciala sotto i propri tifosi, pallone messo in fallo laterale che sarà battuto dalla formazione in maglia gialla del PSN Legnaro Polverara, oggi padrone di casa qui alla Belbotea Arena. Celin dietro il pallone per il tiro sinistro dalla distanza di Gianluca Rizzo, 13 gol per lui in questa stagione, ne ha segnato uno in più però Davide Pasuto, quota 14, Marco Parpaioli invece fermo a 12 gol campionato. Una vittoria a testa nei due confronti, la gara di andata vinse 5-3 il calcio 2000 che poi invece si è dovuto arredere 2-1 nella gara di ritorno con il successo del PSN che tocca per ultimo il pallone, dunque laterale calcio 2000, la rimessa è per la formazione biancorossa, se ne vede anche Davide Pasuto che torna nella propria metà campo, battuta palla dietro per Feltre che gira a destra verso Franzan, questa è la nostra postazione, lo scambio ancora con il numero 10 Feltre che prolunga troppo la sfera che termina a fondo campo, dunque ripartirà Tietto. Palla per Carbucci, capisci quanto Franzan che ferma tutto, può ripartire Stoic per il calcio 2000, Stoic lo scambio con Sciala che va a calciare il pallone che resta lì, praticamente naviga sulla riga, si salva ancora il PSN ma ancora un rischio Franzan, lo scambio con Sciala che calcia di prima intenzione a fondo campo, viene sistemata la porta e rivediamo, tanto questo era l'ultimo tiro di Fatlini Sciala sull'esterno, pericolo per Tietto che praticamente ha raccolto il pallone che era sulla riga nera dalla parte opposta, si perdono intanto i giocatori del calcio 2000, non ne approfitta poi il PSN che si ferma davanti al muro di Mattia Berno, scivolata da allungare con qualche pericolo per Tietto di Franzan che aveva prolungato nel migliore dei modi verso la porta avversaria, Franzan ancora salta il difensore che lo stava marcando, nella fattispecie Anas Carbucci, laterale comunque PSN, il pallone era uscito, 6 minuti di gioco, avvio davvero positivo per la squadra di mister Achampong,
qui recupera il pallone Stoic, va sul fondo Stoic, apre la parte opposta, cerca per Franzan, contropiede la PSN con l'ottima uscita a chiudere la diagonale difensiva di Feltre, che evita un controattacco PSN e sbroglia il pericolo. Si è perso intanto il pallone alle spalle della panchina biancorossa, arrivano anche le pizze, la mia è quasi finita, porca miseriaccia. Qui intanto non tiene vivo il pallone il numero 15 Gianluca Rizzo, scaramuccia verbale, palla intanto per Sciala che protegge il pallone con il corpo, gira per Feltre che la prolunga avanti per Franzan che mette giù il pallone, Franzan va a calciare, c'è la deviazione in tuffo di Tietto che salva ancora i suoi, è calcio d'angolo, è calcio d'angolo, è calcio d'angolo. Tietto aveva visto che nessun giocatore avversario stava prendendo il pallone, ha detto beh ci provo io, me lo vado a prendere. Ottima la risposta del numero 12 Michele Tietto. Franzan ancora per il calcio 2000, il pallone che non viene imbucato nel mezzo, può cercare di ripartire Pasuto che viene però fermato dalle scivolate di Franzan, recupera, tiene vivo il pallone Rizzo, lo perde per PSN che lo recupera in un secondo momento sempre con Rizzo che gioca in mezzo al campo. Sciala Fatlind va via sulla corsia laterale, salta due giocatori, poi recupera però un giocatore giallo del PSN che va a scambiare con Davide Pasutto. Carbucci va via sullo stretto, Carbucci lo scambio con Rizzo e poi è bravo ad uscire dalla propria porta Mattia Berno. Era Celin il giocatore che in precedenza aveva recuperato bene il pallone. Ancora 0-0 il punteggio. Franzan, lancio lungo per Stoic che va a calciare verso Sciala che spara una bordata a sinistra alta. Pronti tre cambi, rivediamo il replay, tre cambi in casa PSN, c'è anche Mian Ata per la squadra del calcio 2000, pronto a togliersi la pettorina arancio flua. Si è perso ancora una volta il pallone, arriva sul servizio del cronometrista dirigente del PSN Legnaro Polverara che è la squadra padrona di casa in questa sfida. Pronto il laterale con Rizzo che da dietro addirittura Tietto, il portiere PSN, alleggerisce per Celin in modo comodo, apertura a destra verso Rizzo, Rizzo cerca la diagonale, capisce tutto quanto, però il calcio 2000 che riparte con Stoic, poi è bravo Celin a mettere in fuori laterale, aveva fermato il diagonale, si era mosso bene Franzan. Stoic in mezzo per Sciala Fatlind, scusami Sciala, lo rivediamo, si era mosso bene sul secondo palo, non ha però battezzato nel migliore dei modi il pallone. Intanto è entrato Stefano Olivieri con la maglia 14 del Legnaro, c'è dentro anche Anurarp Furlan che riceve, il pallone va avanti per il numero 16 Marco Parpaiola che se lo allunga troppo, ha cambiato tutti gli effettivi mister Maritan. Forze fresche in campo, il pallone che si perde a Tania e poi si prende il giallo che ci sta al 10° minuto, si stava girando e lo rivediamo nel replay. Stefano Olivieri si era perso a Tamian, ha fermato un possibile 2 contro 1, dunque decisione giusta, primo fallo di questa gara, 3 gare fin qui corrette ed educate, senza grandi scontri. Punizione con Furlan pronto a rimettere in gioco il pallone, siamo all'altezza della linea rossa dei 3 metri della pallavolo qui alla Belbotea Arena. Furlan per Livieri, si fa vedere anche Parpaiola
non riceve il pallone, aveva cercato Accenti, ha trovato però un avversario, pronto anche Fabio Fongaro a mettere piede in campo in questa finale di Coppa Delegazione di Padova tra PSN, Legnano Polverara e Calcio 2000, una sfida Vicenza-Padova. Intanto lotta Atta che va a terra senza però subire fallo, qualche protesta dalla tribuna di Fede Biancorossa. Entra intanto, eccolo qui, Fongaro al posto di un ottimo Franzan che ha iniziato la sfida nel miglior dei modi assieme ai suoi compagni. Ha portato dei pericoli non di poco conto alla porta di Tietto. Atta apre per Fongaro, si muove Atta, ma sul fondo viene spinto, una spallata senza fallo di Accenti che fa ripartire l'azione di suoi, si fa vedere Livieri. Accenti però poi sbaglia tutto, si perde il pallone, può ripartire Atta, non è preciso il passaggio di Atta, allunga troppo il pallone Shalafat Lind che arriva direttamente alle mani di Tietto. Mister Champong dialoga con il numero 13 Riccardo Milano, pronto ad entrare in campo. Martino Maritano invece dalla panchina opposta dà indicazioni ai propri giocatori sul movimento da fare prossimamente. Intanto ecco che Milano è entrato in campo a posto di Shalafat Lind con il Calcio 2000 che in possesso palla cerca di uscire dalla propria metà campo. Atta pressato, Feltre prolunga proprio per Milano che tocca il primo pallone con la coscia, non riesce però a tenerlo in campo, dunque rimessa laterale PSN che può ripartire dalla propria metà campo con un'auto di Livieri. Siamo già cominciato la nostra prestazione con Accenti, Furlan avanti per Parpaiola, il movimento cercato per Livieri, capisce tutto quanto Atta che va via, ottima la giocata di Atta che apre troppo profondo per il neoentrato Riccardo Milano, è attento Tietto che esce dai propri pali a prendersi per pionare il pallone a terra, e PSN che può ripartire da proprio a metà campo con Furlan, il 13 scambia sulla sinistra per Accenti, ancora Furlan, Livieri, si muove Parpaiola che riceve il pallone, con il fisico evita l'intervento di Feltre, ancora PSN, qui però il pallone carambola, viene invitato a continuare il gioco il giocatore del Calcio 2000. Atta intanto si muove Milano, c'è Atta sulla sinistra, viene servito però il numero 5 Fongaro che scarica un destro con tanto di deviazione, calcio d'angolo quando stiamo per superare quota 15 minuti in questo primo tempo, sempre 0-0 il punteggio tra PSN e Calcio 2000, il tiro di Milano ribattuto, ancora però Calcio 2000 in possesso, Feltre di Fongaro che va a calciare, un tiro in corsa con una spintarella avversaria non fallosa, la rivediamo nel replay, palla che esce ancora di poco a lato, meglio in questi primi 15 minuti il Calcio 2000 che ha avuto delle buone occasioni per dar fastidio alla porta di Tietto che si è salvato anche in un paio di circostanze con un pizzico anche di fortuna, quel tanto che basta per evitare il gol dei biancorossi. Livieri cerca di andare sul fondo però si allunga troppo il pallone, voleva un fallo non ravvisato dalla coppia arbitrale della sezione di Conegliano Veneto, il signor Basei primo arbitro e Braido secondo arbitro che fischia dalla parte opposta rispetto alla tribuna di una Belmonte Arena timidamente gremita. L'orario non gioca sicuramente per un pubblico delle grandi occasioni. Domanzeluni se va a lavorare, intanto PSN riparte con Parpaiola, lo scambio con Livieri, Parpaiola in cespica, resta di Parpaiola e poi con il tocco sotto Marco Parpaiola mette il gol del vantaggio. Secondo PSN Legnano Polverara ha fatto tutto benissimo, è la prima occasione PSN di Martino Maritano, qui ha rischiato di andare a terra, ha fatto vedere gli avversari, ne ha praticamente stesi 3 e poi con un tocco morbido, uno scavetto con l'esterno, ha messo dentro la palla dell'1-0 nel momento in cui Calcio 2000 sembrava dominare, almeno nel gioco, la sfida. Arriva Parpaiola che firma il gol dell'1-0. Dunque si è aperta la sfida, la quarta, qui non è preciso
il tentativo di passaggio di Feltre per Fongaro si è aperta con il bel gol di Parpaiola. Questo ultimo match è ancora però lunga, c'è tutto il tempo di recuperare in casa Calcio 2000. Ricordiamo, cosa che non è successa nelle 3 precedenti sfide, che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, non sono previsti i supplementari. In queste sfide che mettono in palio le coppe, qui posizione palla di Chietti che esce di testa, ci sono le coppe delle delegazioni in palio, ma è anche i pass per la Final Four del 18-19 aprile che si giocherà sempre qui alla Biblioteca Arena. Fongaro intanto ci porta il pallone sul sinistro, lo arma, lo spara alto, pecca di precisione, intanto fuori Feltre a riposare, entra Ashley Olarte con la maglia numero 15 in casa Calcio 2000, palle intanto per Livieri, bravissimo qui Berno con la faccia a dire di no, cerca di andare via Ata, c'è il fallo, poteva forse dare il vantaggio, ci stava forse anche il cartellino, almeno questo chiedono i tifosi avversari. Sì, c'era un vantaggio clamoroso non lasciato, perché si era liberato Olarte sulla corsia di destra, non visto il direttore di gara, intanto Olarte deve correre indietreggiare dietro per servire il pallone della parte opposta verso Attamian. Il movimento proprio per Attamian del pallone, l'ultimo a toccare è proprio stato il numero 8 che era stato servito da Fongaro. Può ripartire allora il PSN, pronto ad entrare in campo anche Alessandro Breda, il capitano con la maglia numero 8 del PSN, già 10 gol per lui in campionato, è rimasto seduto in panchina per quasi 20 minuti, poi ora Martino Maritano lo ha fatto alzare, quindi intanto Parpaiola, autore del gol che decide la sfida, aveva cercato di penetrare tra le maglie strette della difesa biancorossa del Calcio 2000, Tietto della propria metacampo, palla avanti per Parpaiola, fermato da Olarte, azionato da Fongaro, Attamian va a tentare Parpaiola, cade a terra, gioco ancora di Parpaiola che con i piedi sa giocare bene, il numero 16 PSN, l'apertura intanto ancora proprio per Parpaiola, chiude la diagonale Fongaro, può fare ripartire l'azione all'ora del Calcio 2000, Fongaro con il numero 5, Fongaro il tiro, la deviazione, ancora un calcio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato con la maglia numero 14 Stefano Olivieri, intanto rientra Franzana al posto di Attamian. Olarte dietro per Fongaro che calcia potente, trova però l'opposizione di Furlan che mette in fallo laterale, ha rischiato di decapitare il suo mister Martino Maritano. Palla per Fongaro che aveva un'autostrada davanti per calciare, poteva magari fare qualche passetto più in avanti, lo rivediamo, erano fermi Livieri e Furlan, ha calciato alto senza dar tanti problemi a Tietto. Intanto entriamo nel 20° minuto, ne mancano ancora 10 con PSN avanti 1-0, PSN che però ora spreca il tentativo di ripartire, un passaggio impreciso di Stefano Olivieri, e allora Calcio 2000 che può riproporsi nella metacampo avversaria con Fongaro che scambia per Olarte che torna dietro da Fongaro, Olarte scivola Fongaro, fa tutto però da solo, guarda il terreno, ecco qui ancora in possesso di palla il numero 5 che apre bene per Franzan che aspetta il movimento, l'inserimento di Olarte che viene servito in questo momento, Olarte allunga il pallone e c'è il fallo con tanto di cartellino giallo per il capitano PSN Alessandro Breda, lo rivediamo, e qui anche qui decisione giusta da parte del signor Braido di Conegliano, punizione la seconda in favore del Calcio 2000. Vedremo come andrà a giocare lo schema la squadra di mister Achampong. Posiziona la barriera
Michele Tietto, il portiere del PSN. Sulla bandiera ci sono Livieri e Breida, ammonito poco fa sul palo, sfida ora Breida, la punizione, il tiro e la risposta di Tietto era ottimo, lo schema, si rifugia in calcio d'angolo il portiere del PSN, un corner per la squadra biancorossa che ha giocato un ottimo schema. Pronti ora con l'arte, Fongaro, Franzan, dietro per Fongaro, lo scambio prolungato con l'arte, Fongaro ancora, Franzan riceve il pallone sulla corsia opposta, si accentra, chiama in causa Fongaro che carica il destro, lo spara però addosso a Breida che respinge, recupera Franzan nella propria metacampo, ha già superato la linea di metacampo a destra per Fongaro che resta la sua corsa, serve il 4 Franzan che cerca di andare sul fondo, sua volta è costretto a fermarsi, poi Fongaro e Tietto compie una parata miracolosa, la rivediamo, un rigore in movimento di Fongaro, grande risposta di Tietto che tiene salvo i suoi. Fosse un incontro di pugilato sicuramente meriterebbe ai punti la vittoria del calcio 2000, ma questo invece è futsal, un futsal che non perdona, e PSN avanti 1-0 col gran gol, va ricordato, di Marco Parpaiola, ma calcio 2000 che ci riprova ancora con Olarte. Fongaro, si muove Milano, Fongaro l'imbucata cercata per Milano che aveva tagliato bene il campo, però non è riuscito a tenere il pallone in possesso per i suoi, dunque ripartirà Tietto con un rilancio lungo a sinistra verso il neoentrato Gianluca Rizzo che si scontra con Olarte, va a terra, non c'è alcun fallo e arriva intanto il time out chiesto da mister Achampong che richiama a bordo campo i suoi giocatori. Un primo tempo che ha solo regalato un gol, quello bello di Marco Parpaiola fin qui, quando mancano 6-7 minuti, ma comunque che ha visto un calcio 2000 intenso e sempre in partita. Calcio 2000 che è quarto in classifica con 39 punti, ha vinto 12 volte, pareggiato 3, 4 sconfitte. Legnaro invece è secondo con 14 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Il campionato è stato vinto dall'Atletico Pressano, nel mezzo tra le due squadre c'è il Carmen Vigio Longare. Vi rinnovo, visto che io sarò lì presente domani sera a Longare 20:45, ci sarà Luca Porro, pallavolista della nazionale italiana, reduce anche dell'esperienza olimpica a Parigi e portacolori del Padova. A Storie di Sport, le serate che il Carmen Vigio Longare sta organizzando da alcuni mesi. Uno degli ultimi protagonisti è stato il capitano del Vicenza, Fausto Rossi, un Vicenza che si è riportato a -1 dal Padova proprio quest'oggi. E da buon vicentino possiamo che esserne contenti, ma tanto il campionato lo sappiamo, lo vincerà sicuramente il Padova. È buffata. Richiamati in campo i giocatori, 5 minuti più l'eventuale recupero ancora da giocare in questo primo tempo. PSN Legnano Polverara avanti di un gol, manca il pallone, viene mandato adesso a Stoic che è rientrato dopo il time out. Franzan, momento di Franzan per Stoic che riceve il pallone, lo scambio con Fongaro, si muove con la maglia numero 9 il capitano Dallago che si prende la sfera. Fongaro, Franzan, ancora lo scambio con Fongaro che cerca di prolungare verticalizzando, ma troppo per Dallago, palla out, dunque Tietto che può far ripartire il gioco. La sponda di Pasutto che subisce il fallo, si danno il 5 Fongaro e Pasutto, 2 falli per parte. Nelle 3 precedenti sfide non abbiamo
mai visto il tiro libero, qui intanto bravo Tietto a deludere l'intervento avversario e a servire Celin, che poi però perde il pallone, il no look per Alessandro Dallago che mette giù il pallone, lo tiene vivo in possesso per i suoi. 4-3 e mezzo da giocare. Franzan, ancora un look per Stoic che si ferma, poi arriva Celin con la punta del piede, mette in fase laterale dalla parte dei tabelloni pubblicitari della Belbote Arena, già battuto l'auto, palla per Franzan, lo scambio con Fongolo che va sul fondo, cercava un pallone su scopo palle per Dallago, riparte veloce Breda che non riesce a servire la corrente Rizzo, il pallone si perde sul fondo, pronto intanto a rientrare anche Gianluca Feltre con la maglia numero 10, Franzan, Stoic, manovra ancora il calcio 2000, siamo nella metacampo ora del PSN, si propone Franzan che si apre lo spazio giusto per armare il destro, poi il pallone termina abbondantemente alto e allora ci sarà la possibilità per Michele Tietto di far ripartire il gioco sponda PSN, comodo ma non troppo per Rizzo che spara via il pallone e lo manda oltre la linea nera del rettangolo di gioco, intanto rientra Feltre, la sponda di Dallago e la palla poi carambola sul piede di Stoic, si danno il 5-2, l'ultimo a toccare però è stato il 20 biancorosso, dunque rimessa laterale per la squadra patavina di mister Maritan. Già battuta palla per Tietto che non si intende con Rizzo, si arrabbia un po' il portiere patavino. Calcio 2000, o in avanti con Dallago che si gira, serve Feltre, la deviazione non ravvisata però dai direttori di gara, vediamo se c'era la deviazione, ma sembrava in presa diretta che ci fosse stata una deviazione, sicuramente mi sarò sbagliato, ci vedo poco, qualche diotria manca l'appello. Rimessa laterale per PSN battuto, Tietto esce dai propri pali per evitare che il pallone arrivi ad un giocatore avversario in scivolata, poi Dallago tocca per ultimo, Dallago che recupera il pallone nella metacampo avversario, Dallago se l'allunga troppo perché però è bravo anche Rizzo a fermarlo, alleggerisce per Tietto che cambia lato verso Celin che verticalizza subito per il numero 15 Rizzo, poi a troppa fretta Carbucci a cercare di servire Pasuto. Ultimo minuto intanto di questo primo tempo, poi ci sarà anche del recupero, un paio di minutini sicuramente. Franzan intanto per Stoic, Dallago fermato, palla dietro per Feltre, poi il movimento di compagni, Dallago, il pallone che resta di Stoic, si accentra, cercava di servire il compagno che però si era perso al limite dell'area del PSN. Carbucci intanto non tiene vivo il pallone per i suoi, veloce la battuta per Dallago che va a calciare, trova il pareggio con la deviazione, il pari del calcio 2000, quindi il capitano Alessandro Dallago, la fortuna che magari è mancata in qualche azione precedente adesso è arrivata, a bene dire anche il sinistro, un sinistro sporco, la deviazione anche di Tietto, poi il pallone che è carambolato sulla palla lontana, dunque proprio in extremis di prima frazione trova il pareggio Alessandro Dallago, mentre il direttore del signor Basei, Gianpietro Di Conegliano, chiama il minuto di recupero, dunque si giocherà fino al 31esimo. Stoic intanto si prende il pallone, viene fermato il gioco, c'è anche il cartellino giallo al numero 15 Gianluca Rizzo che ha strattonato in modo prepotente, dall'altra parte non poteva fare altro per fermare la ripartenza veloce di Stoic. A Champong aveva detto ai suoi ragazzi di andare a pressare alti gli avversari dopo il gol segnato. Sarà allora questa sicuramente l'ultima azione di gioco di questo primo tempo, vedremo lo schema per il calcio 2000 se porterà ai frutti
sperati. Intanto sono di impressione anche gli sponsor che hanno permesso alla diretta di questa giornata alla Belbote Arena lo scambio, il tiro intanto ribattuto, ancora uno schema, c'è ancora la palla che resta lì per Shala Fatlind, mentre arriva il duplice fischio al 31esimo minuto con le due squadre che vanno al riposo in parità. Il vantaggio del PSN Legnano Polverara con il gran gol di Marco Parpaiola, qui ha risposto poi con il pari il capitano calcio 2000 Sandro Del Lago. Stefano Testoni vi dà appuntamento tra una decina di minuti per il secondo e ultimo tempo di questa giornata alla Belbote Arena. In palio la Coppa della delegazione di Padova. A dopo.
Eccoci nuovamente collegati dalla Belbotea Arena per il secondo tempo di PSN Legnaro Polverara Calcio 2000, in palio la Coppa della delegazione padovana di Serie D, pronto a fischiare il signor Basedi Conegliano e dare il via agli ultimi 30 minuti di questa intensa giornata di futsal alla Belbotea Arena. Si riparte dall'1-1 del primo tempo con il gol del pari nel finale di Capitano Dal Lago per il Calcio 2000, che ha sistemato le cose in una sfida che ha visto un ottimo avvio della formazione biancorossa, che ora però perde subito il pallone. Bravo Sciala ad evitare che il pallone arrivi da Furlan, poi se lo allunga troppo, concede il laterale alla formazione di mister Maritan. Oltre a vincere la Coppa Padovana, entrambe vogliono il pass per la Final Four del 18-19 aprile, sempre qui a Belbotea Arena, dove troveranno le altre tre vincenti, vale a dire Promo, il Martellago e il Futsal Trissino, che si sono imposte nelle sfide precedenti. Il Promo ha vinto 3-2 con il Romano, 3-0 del Martellago sullo Sporting Borgoricco, 2-0 del Futsal Trissino nel derby col Mason Vicentino. E qui a commentare l'ultima sfida del girone padovano di Serie D, dove manca sicuramente la protagonista assoluta della regular season, vale a dire l'Atletico Pressana, che ha festeggiato la promozione la scorsa settimana in C2, merito però del Calcio 2000, che ha eliminato proprio la squadra veronese e anche i cugini del Carmen Vigio Longare nel gironcino di qualificazione. Calcio 2000 che poi ha battuto con la goleada per 10-3 il Torreglia in semifinale, vittoria invece di misura del PSN 2-1 sullo Sporting Villafranca. Intanto resta il pallone, rischia e poi il volo di Mattia Berno sul tiro dalla distanza di Livieri, lo rivediamo, istinto ottimo quello del portiere in maglia arancio che difende la porta del Calcio 2000. Qui uno schema che non va a buon fine, palla lunga di Feltre, troppo lunga anche per Fongaro, direttamente tra le mani di Tietto, che nel primo tempo è stato chiamato in causa in un paio di circostanze con delle ottime parate. Qui intanto l'ultimo a toccare è stato Fongaro, rimessa laterale allora per la squadra del Legnaro con Accenti, che non riesce però ora a tenere il pallone in campo. Pronto a rimetterlo in gioco Fongaro, comodo per Feltre, la finta di Feltre che va sul fondo dello scambio con Sciala Fatlind, chiama in causa Stoic, Feltre poi arriva al limite dell'area, un rigore in movimento, è bravo però a metterci il piede il numero 7 Accenti del PSN ed evitare un possibile tiro gol del 10 biancorosso. Fongaro si aggiusta il pallone sul destro, lo scarica, c'è però ancora Accenti sulla traiettoria del pallone, soltanto fallo laterale, pronto a batterlo proprio Fongaro, che gira dalla parte opposta, la palla per Feltre che va nel mezzo per Stoic, cercava un tiro in bucata per pagare, recupera tutto quadro, l'autore del gol, del bel gol dell'1-0, poi qui è bravo Stoic a proteggere il pallone che esce oltre la linea di fondo, dunque potrà ripartire Mattia Berno con una rimessa dal fondo con le mani, l'apertura a sinistra per Fongaro che avanza, si accentra, rischia di perdere il pallone sul pressing di Livieri. Stoic, Fongaro, un possibile contro due, Fongaro aveva cercato il pallone sul secondo palo, ci ha messo però il corpo e la schiena a Purpur Furlan, lo rivediamo, provvidenziale il salvataggio del numero 13 PSN, palla per Feltre che calcia in due tempi, Tietto dice no, arpione del pallone, lo muove per Accenti, ci fa vedere Livieri, fermato però da Sciala, bravissimo Tietto, ancora il pallone con Feltre che calcia, Tietto, Sciala, il tiro, la risposta di Furlan al limite dell'area, Sciala, poi l'errore, tripla occasione da rete per il Calcio 2000 che non riesce a sfruttare le occasioni avute in rapida successione. Abbiamo rivisto qui l'ultimo tiro di Sciala Fatlind che aveva fatto tutto bene ad eccezione del tiro finale, non ha trovato neppure lo specchio della porta, vicino dunque al raddoppio di formazione del Calcio 2000 che come nel primo tempo è partita molto molto bene. Attenzione però dalla parte opposta con Parpaiola, una finta di Parpaiola, non cade nel tranello il numero 20 Stoic.
Accenti, il tiro, deviazione, è rimasto in piedi Berno che ha soltanto guardato il pallone uscire alle sue spalle, brivido per il numero 96 della squadra di Arcugnano. Livieri pronto sull'orientamento del corner, palla per Accenti che le fa cadere il pallone, non va a calciare, Fongaro ferma tutto quanto, è solo fallo laterale per la squadra oggi di casa, seconda graduatoria nel girone D di Serie D, quello della delegazione di Padova. Furlan, Accenti, Livieri per Paiola, non arriva il pallone per Paiola, riprende il contropiede, Fongaro va sul fondo, recupera però Furlan, Fongaro, poi il tiro è telefonato tra le mani di Tietto che si arrabbia con Accenti, una spinta al giocatore numero 7 a dare come la carica quella del portiere Patavino. Perde possesso palla ora il PSN con Mister Maritan che fa alzare un paio di giocatori. Riparte allora il calcio 2000 della propria metacampo di competenza, imbucata per Sciale che chiama in causa Fongaro che sulla linea di metacampo si era mosso Stoic, Fongaro cambia lato per Sciala, lo scambio, il pallone che resta lì per Feltre, lo tiene vivo per Paiola, Feltre non riesce a portarglielo via, lo riconquista però in un secondo momento, palla per Sciala che va a calciare in prima intenzione, il pallone sta lì, il palo sfortunato e poi va a cozzare contro Tietto, ancora vicino al gol il calcio 2000, Accenti va via in velocità, c'è fallo secondo aveva forse il cartellino indirizzo di Accenti. Fongaro ha rischiato qui Accenti il cartellino che poi non ricordo neppure se era già stato ammonito, gli sono persi gli ammoniti, non mi ricordo. Ha rischiato, primo fallo già battuto con palla che arriva sui piedi di Fongaro, la prolunga verso Shala Fatlind, Fongaro prova il tiro, due tempi no di Tietto che è sicuro a terra a prendersi il pallone, poi lo rilancia lontanissimo direttamente dalle parti di Berno che ha 4 secondi di tempo per rimettere in gioco il pallone, lo fa però in malo modo senza riuscire a servire Shala Fatlind. Livieri, imbucata per Parpaiola che salvano i giocatori Parpaiola e poi Berno alza il pallone sopra la traversa. Parpaiola quando gioca con i piedi fa davvero paura, fa tremare la retroguardia del calcio 2000. Nel primo tempo è arrivato il gol, in questa circostanza è arrivata una grande ghiotta occasione con una deviazione provvidenziale di poco alta sopra la traversa. Corner comunque con Livieri, lo schema per Accenti che non va a buon fine, può vedere in contropiede con Stoic per Feltre, Tietto dice di no con un recupero prodigioso, lo rivediamo, doveva fare meglio qui il calcio 2000, palla era buona ma poi Tietto cosa mi ha parato, ha aperto la mano, quella lontana, ancora Tietto, questa volta il calcio d'angolo, grande parata di Michele Tietto, il numero 12 di fatto, il numero 1 della formazione del PSN Legnano. Poi verrà un'altra bordata dalla distanza di Sciale, ancora Tietto, guardatelo con il replay di Fustareto TV a Roblox, ha visto il primo arrivare lì all'ultimo e lo ha allungato fuori, ancora Sciale, il tiro e ancora Tietto, un tiro al bersaglio, quello che sta subendo Tietto, che sta però rispondendo nel migliore dei modi. Vedremo se saprà resistere. Arriva il gol del vantaggio, l'azione più sciocca possiamo dire, arriva il raddoppio del calcio 2000 con Shala Fatlind. Guardate, si è venuto a trovare sul secondo palo, ma qui l'invenzione di Fongaro che ha messo il pallone sul secondo palo per Shala Fatlind che porta avanti il calcio 2000 al minuto 10 di questa ripresa. C'è ancora tempo e spazio per recuperare, ma calcio 2000 che la ribalta dopo
che era andato in svantaggio nel primo tempo, un 1-2 importante. Qui ancora calcio 2000 con Fongaro che spara però addosso a Tieto, il contropiede con Parpaiola che gioca ancora di fino. Parpaiola, ma che giocatore Parpaiola, grande movimento di palla. Parpaiola lo potremmo definire un prosecco in campo perché ubriaca la difesa avversaria, ha fatto sedere e praticamente sdraiare anche qui in questa circostanza un paio di avversari, forse anche tre, come nell'occasione del primo gol della parte opposta con Stoic. E ancora Tieto che salva i suoi, anzi no, era Shala Fatlin che esulta con i suoi sostenitori in piedi, i tifosi del Calcio 2000 nella parte sinistra della tribuna della Belbote Arena. Un Calcio 2000 che inizia ad assaporare con consistenza il profumo della Coppa, ma mancano ancora 19 minuti. Fongaro intanto riesce a scappare a Livieri, la pressione alta, palla per Parpaiola, lo recupera bene Feltre, l'esperienza di Gianluca Feltre, porta via il pallone al giovane numero 16, la palla ancora per Sciala che arretra, non è preciso per Fongaro, errore di comprensione tra i due. Intanto rientra Milano sulla rimessa offensiva che va battuta da Livieri. Palla per Celin, giro palla verso Rizzo, Celin, Livieri, si fa vedere Parpaiola, non riceve il pallone, Rizzo alleggerisce dietro addirittura per Tieto che arma il destro morbido direttamente tra le mani sicure di Berno, che gioca facile per Feltre, la prolunga avanti per Milano. Franzan, dietro ancora da Feltre, Fongaro, Milano, giro palla in possesso per il Calcio 2000 con Fongaro che taglia bene il campo, capisce tutto il quadro per il pallone che però resta lì, arriva la palla per Milano sul secondo palo, il gol di Gianluca Feltre che porta sul 3-1 il Calcio 2000. Un'azione complice anche l'uscita un po' maldestra di Tieto che però aveva letto bene l'azione, poi non è riuscito a tenere il pallone in possesso per i suoi. Più bravo Milano ad alzare la testa a vedere Feltre solitario sul secondo palo. 3-1 dunque nel minuto 13 per il Calcio 2000 di mister Giuseppe Achampong. Deve strigliare i suoi mister Maritan, deve tirare fuori la cattiveria e quel qualcosa che sta mancando in questo momento, sponda PSN, per cercare intanto di riaprire la partita e di portarsi sul -1. Intanto serie di cambi, è entrato nuovamente il capitano nel centro guardia che deve fare attenzione, questo sì lo ricordo, è stato ammonito. Intanto cercava di andare via Olarte che non ci riesce, si riparte allora con Celin che distribuisce il pallone a sinistra per Rizzo che torna ancora da Celin. Breda non viene recapitato il pallone a Rizzo, intanto esce a prendersi il 5 da amici e compagni di squadra Gianluca Feltre. Il campionato ha segnato 8 gol, quello di stasera però è sicuramente pesante ed importante. Atta per Milano, lo scambio verso Olarte che non riesce, Milano recupera il pallone aiutato anche da Olarte va sul fondo, arresta la sua corsa, poi Celin mette in fuori laterale e il Calcio 2000 che può tornare a dar fastidio alle parti di Tieto quando siamo entrati nel minuto 14. Attamian va sul fondo, Attamian mette in mezzo un pallone, non arriva a toccarlo Milano, c'è però una deviazione, dunque sarà corner per la squadra di Achampong. Il tiro, il palo interno che grida vendetta di Franzan che recupera ancora il pallone. Franzan, lo scambio pallone che resta lì, Breda può fare ripartire il contropiede, è bravissimo Olarte a fermare, ancora Olarte sul secondo palo non riesce ad indirizzare il pallone, siamo già dalla parte opposta con Breda fermato da Franzan, arriva anche Milano, poi Breda reagisce in malo modo
ad una scivolata di Milano, buona ravvisata degli arbitri. Palla avanti per Milano che la tiene viva per qualche istante, scaramucce ora con Breda. Certo non era proprio composto la scivolata su Breda di poc'anzi, il capitano però deve fare attenzione a non cadere nella provocazione anche avversaria, lui che è già stato ammonito che nel primo tempo rischierebbe di far saltare i piani ulteriormente a mister Maritan. In caso di un secondo giallo proprio Breda cerca di prolungare il pallone, viene fermato da Olarte, Breda dietro per Celin che si rifugia dal suo portiere Tietto che rilancia lungo sulla testa del numero 6 Davide Pasuto. La palla esce sul fondo, potrà ripartire Berno. 15:40 intanto già giocati. 3-1 avanti, calcio 2000 con Olarte, bravissimo qui Tietto a evitare il pallone, gran giocata questa in ripartenza, una diagonale perfetta con Olarte fermato soltanto da Tietto. Proprio Olarte va dietro da Franzan che ha colpito anche un palo un paio di minuti fa. Franzan, non c'è movimento di nessun compagno, c'è comunque il possesso vivo per lui, poi Breda gli porta via il pallone, Franzan recupera e ferma il tentativo di Pasuto, mentre Martino Maritan chiama a rapporto i suoi con un time out di sospensione, mentre fanno festa i tifosi del Calcio 2000, lo vedete con la grafica di Fusta Veneto TV, avanti per 3-1 sul PSN Legnaro Polverara, un doppio vantaggio importante dopo che Parpaiola aveva portato nel primo tempo avanti i suoi con un gran gol alla ribaltata della squadra di mister Ciampong, che con il berretto in panca sta dando i dettami tattici necessari per la ripresa del gioco. Ultima sfida qui live dalla Belbotea Arena, una maratona quest'oggi di finali di Coppa Veneto di Serie D. Tornano in campo, si ripartirà con il possesso nel fallo laterale per il PSN Legnaro Polverara. Pronto capitan Breda, dopo il fischio direttore di gara farà ripartire il gioco, così è. Rizzo, Celin, Tietto per Breda, Pasuto, Celin, ancora Breda che si accentra, non c'è però il movimento dei compagni, mette in fallo laterale Atamian, Rizzo dietro per Breda, giro palla verso Celin, si fa vedere Breda, Celin va da Pasuto, Pasuto punta l'area, viene però fermato il suo tiro, Breda litiga con Scialaf, anzi con Milano, va a terra il numero 8 del PSN, il laterale è sponda biancorossa calcio 2000. Un po' ammutolito e abbacchiato il pubblico del PSN che si è alzato festante sul vantaggio di Parpaiola, poi però deve stare attento, tanto ha recuperato con una palla, aperto per Tietto che avanza, Franzan però con il petto mette giù la sfera, Olarte il contropiede da Atamian, un 4-1, Franzan che non riesce a tenere il pallone vivo, sfera che arriva dalle parti di Tietto, serve comodo Breda che fa partire Celin, Celin va verso la corsia laterale, viene fermato, Celin non recupera ancora il calcio 2000 con Olarte, Olarte va troppo sul fondo, si arresta
lo scambio con Atamian che mette in mezzo un pallone all'ultimo tocco però di Atamian, il pallone non era uscito, dunque tenta fare ripartire l'azione dei suoi compagni, palla per Celin, invito per il numero 15 Gianluca Rizzo, ma è bravo Mattia Berno ad uscire un metro fuori la linea di porta per mettere il pallone in corner già battuto, lo scambio ora per Olarte che si invola solitario nel metacampo avversario, viene fermato in scivolata, una scivolata pulita da Celin. 10 minuti ancora di gioco, 3-1 avanti il calcio 2000. Ata, Franzan, Olarte, Franzan lungo per Milano, la sponda per Olarte, poi si ritrova lì il pallone sotto lo stinco, il ginocchio Tieto, la parte opposta con Rizzo, Pasuto, il destro piazzato che esce di poco, fuori Olarte per Feltre, rientrerà Sciala Fatlin al posto di Milano, li fa ruotare tutti mister Achampong. Palla lunga di Berno per il petto di Milano, il pallone che esce, rimessa laterale bianco-rossa, fuori Milano, si prende anche gli applausi e il 5 del suo mister, rientra anche Parpaiola per il PSN, 9 minuti ancora da giocare. Franzan dietro per Feltre, Atamian lascia lì sul posto per qualche istante, Accenti si accentra Atamian, ancora Atamian, prova il pallone sul sinistro, la alza ancora sopra la traversa, Tieto e calcio d'angolo. Corner per il calcio 2000, abbiamo rivisto nel replay anche la bella risposta di Tieto, conta il direttore di gara, 4 secondi per giocare il pallone, Sciala si scontra con Tieto, si danno il 5-2, Parpaiola apre per Accenti, non c'è il fallo, resiste Accenti, poi Sciala si porta il pallone oltre la linea, anzi no, il pallone è ancora vivo, ora esce con l'ultimo tocco di Sciala Fatlind. Accenti ad aprire per Celin, ancora Accenti, scambio avanti per Parpaiola, il movimento di Parpaiola ad aprire sulla destra per Accenti lì imbucata, fermato per la destra per Rizzo che viene fermato dall'uscita di Mattia Berno, provvidenziale sull'errore della sua difesa. Mattia Berno strappa gli applausi anche al pubblico avversario per l'ottima risposta che ha dato. Deviazione che intanto Franzan aveva chiamato la palla per sé, poi ci ha pensato 2 volte. Sembrava che la deviazione fosse di un giocatore del PSN, viene redarguito Franzan per aver con un gesto di stizza lanciato via il pallone. Furlan intanto, Rizzo ancora per Furlan, Accenti riceve il pallone, guarda il movimento dei compagni, aspetta l'inserimento di Furlan profondo per Rizzo, ancora Furlan, finta, palla destra per Parpaiola, la giocata con le gambe di Parpaiola, la scivolata che non va a buon fine di Franzan, il pallone che esce sul fondo, buono comunque ancora qui lo spunto di Marco Parpaiola, maglia numero 16, 12 gol per lui in campionato, 1 lo ha segnato anche in questa finale di Coppa, quello che aveva aperto il match. Furlan intanto per Accenti avanza, la deviazione di Rizzo e poi ancora Mattia Berno che vuole portarsi a casa il ruolo di MVP, lo rivediamo, bravissimo qui a chiudere lo specchio il numero 96 in maglia arancio fluo. Scodelato il pallone per Furlan, intanto pronto ad entrare in campo Ervin Karasanovic, l'altro portiere del PSN, sicuramente per giocare con il portiere per il centro alto, per alzare il movimento in pressione offensiva del PSN. Qui intanto Atamian e Accenti non se le mandano
a dire, si smanacciano i due, non c'è però il fallo ma c'è soltanto il laterale per il PSN, quando mancano poco più di 5 minuti più l'eventuale recupero il PSN avanti, anzi il PSN sotto per 3-1. Il tiro intanto, ancora la risposta di Mattia Berno, però il movimento di Franzan che si è subito accasciato a terra non è stato dei migliori. Speriamo nulla di grave, speriamo che lo spray possa essere magico per il numero 4 biancorosso che ha giocato un'ottima partita. Intanto ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno seguito in diretta live qui dalla Bell Botte Arena per questa giornata di finali. Poi ritroveremo la Serie D in campo il 18-19 aprile, venerdì e sabato, venerdì santo e sabato pre-pasquale con la Final Four di Coppa di Serie D. In campo ci saranno, dopo il sorteggio conosceremo anche gli abbinamenti Promo, Futsal Trissino e Martellago, e al momento, se così fosse anche il finale qui dell'ultima sfida, ci potrebbe essere anche il calcio 2000, ma mancano ancora 4 minuti più recupero. Il PSN gioca con Karasanovic, portiere di movimento per alzare il baricentro, palla per Parpaiola che cerca di inventare un attacco, non cade nel tranello Mattia Berno che mette in fallo in corner, già battuto Accenti, dialoga con Rizzo, Ervin Karasanovic, Accenti ancora, Karasanovic prolunga per Furlan, Karasanovic va a caricare il destro, tiro potente fuori di poco e sul pallone in possesso, va a chiamare il time out Giuseppe Ciampong. Abbiamo rivisto il replay del numero 1 PSN che ha sfiorato il gol che avrebbe di fatto quantomeno aperto la partita e reso ancora più emozionante e vibrante il finale, con lo score che vedete in sottoimpressione che vede avanti per 3-1 il calcio 2000. Tornano in campo le squadre dopo il fischio del signor Gianpietro Basei di Conegliano. Rimessa dal fondo con Mattia Berno. Deve fischiare il direttore di gara per far ripartire il gioco. Il direttore di gara che aveva fermato il gioco per eseguire Furlan e Shala Fatlind. Fa segno che sta perdendo tempo Furlan, il direttore di gara, che sicuramente avrà da recuperare qualche minuto in questo finale di partita. Qui intanto l'ultimo a toccare è stato Fungaro, viene già battuto da Furlan. Si alza anche il numero 1 Ervin Karasanovic. Furlan, Accenti, meno di 2 minuti più recupero. Accenti sul fondo per Parpaiola, in mezzo un pallone con deviazione. L'ultimo a toccare è stato un giocatore bianco-rosso, laterale per il PSN, Legnano Polverara. Per dietro per Karasanovic. Rizzo, Parpaiola in mezzo per Rizzo, il pallone sbatte sul corpo di Feltre, voleva subito un rigore, poi se la ride Feltre assieme a Parpaiola. Il braccio, se c'era stato, era attaccatissimo al corpo. Accenti sul fondo, il pallone che resta lì e poi esce in corner. Si salva ancora, lo rivediamo, si salva ancora Mattia Berno con l'aiuto di un compagno. Però attenzione PSN, ora Mattia Berno che cerca di andare a calciare, lo fa nella propria area senza però trovare lo specchio della porta. Mister Ciampong chiede ai suoi di alzare il baricentro, di andare ad alzare la pressione quando siamo entrati già da qualche secondo nell'ultimo minuto effettivo di gioco. Rizzo dietro per Furlan, perde qualche secondo il PSN. Furlan sulla linea di metà campo, apre a destra per Accenti. Furlan, Karasanovic
sul fondo per Karasanovic, ancora fermato Karasanovic, litiga con il pallone che gli viene scippato via, può ripartire, cercare di ripartire Fongolo, e per onesta di Karasanovic, fermato da Berno, e poi il tiro che esce di poco a lato di Fongolo, ultimi secondi di gioco. Vediamo anche il direttore di guardia, seguiamo con lo sguardo il signor Gianpietro Baseli Conegliano che andrà a chiamare il recupero, ha guardato il cronometro, pochi secondi mancano, qua c'è un fallo di Gianluca Feltre, siamo entrati nel recupero, 3 minuti concessi di extra time con il PSN che deve però velocizzare l'azione, vedremo se saprà sfruttare al meglio questa possibilità da calcio piazzato. Vediamo se Karasanovic va a caricare il tiro, palla per Furlan, aperto posto per Accenti, se c'entra Accenti che perde il pallone per qualche istante, intanto è entrato in campo anche Andrea Rocco con la maglia numero è Alessandro Del Lago il capitano, la maglia numero 9, Furlan sul fondo per Paiola, in mezzo il pallone fermato, Dal Lago, gol! Il gol non convalidato, non è convalidato il gol, qui è stato precipitoso il direttore di gara che ha chiesto anche scusa, il tocco era morbido, negato il gol del 4-1, per fortuna che si è sul 3-1, perché se fosse stato impossibile, dico 2-1, sarebbe stato un errore grave. Ha chiesto però scusa perché errare è umano e anche il direttore di gara è umano, insomma dai, si va a spiegare con i giocatori avversari. Sono in credito di un gol quelli del calcio 2000, di una partita che comunque sta per volgere al termine, avrebbe messo i sigilli sulla sfida il poker di Alessandro Dal Lago che da casa sua aveva trovato la via del gol. 1 minuto e 15 ancora da giocare, palla per Karasanovic deve fare attenzione, palla per Del Lago, ora può mettersi la serie, però alla fine con il gol che chiude la sfida di Mirko Stoic, e la Coppa delle delegazioni di Padova viaggia verso il Vicentino, sale sulle colline di Arcugnano per festeggiare il successo del calcio 2000 di mister Giuseppe Ciampong. Se poco fa era stato negato un gol per un fischio precipitoso, questa volta Dal Lago ha servito l'assist giusto per il 4-1 di Mirko Stoic, con il PSN che ci prova comunque fino all'ultimo, il tunnel di Parpaiola con il tacco tentato, poi fermato, e questo sarà sicuramente una, se non l'ultima occasione da seguire ancora live qui per Karasanovic, per Paiola che ha un piede davvero fatato, il 16 del PSN ha messo in seria difficoltà la difesa avversaria, c'è il corner mentre scadono qui in questo momento i 3 minuti di recupero, è tutto pronto per il triplice fischio che arriva in questo momento con Dal Lago che non trova lo specchio della porta ma troverà tra pochi minuti la Coppa della delegazione di Padova. Dunque calcio 2000 che accede alla Final Four e alzerà la Coppa della delegazione di Padova. Fanno festa i ragazzi di mister Giuseppe Ciampong che durante la stagione è stato, come ha detto lui, costretto a lasciare il campo per iniziare la sua carriera da solo tecnico. Festeggiano, ne hanno di che ben donde i ragazzi del calcio 2000 per una vittoria in rimonta dopo essere stati sotto il pareggio in estremis nel finale di primo tempo, una vittoria importante per la squadra vicentina che raggiunge Martellago Promo e Futsal Tricino alla Final Four del 18 e 19 aprile. Qui sempre live dalla Belmote Arena. Tra pochi istanti andremo a raccontarvi anche
le premiazioni, l'ultima premiazione di una giornata davvero lunga e ricca di calcio 5 qui alla Belbotea Arena. Fortunatamente non ci hanno chiamato per fare la 19 stamattina, perché sennò veramente avremmo potuto mettere giù tendalini qui alla Belbotea Arena. Quindi tanto bello anche l'applauso dei giocatori del PSN Legnano Polverara che vanno a salutare i propri tifosi. Cerco intanto la formazione per andare giustamente a leggere anche i nomi dei giocatori che hanno conquistato la Coppa. Aspettiamo ancora qualche istante e poi entreremo anche nell'audio della Belbotea Arena per le premiazioni di fine gara, quella che è l'ultima partita, ora 22:48. Per fortuna la pizza è già arrivata, è già mangiata. Si fa sempre tardi quando organizza Michele Di Giambattista. Bravo Michi, sempre numero 1. E dunque si è conclusa con il successo del calcio 2000 questa domenica di finali delle delegazioni della Serie D. Chiamiamo al centro del campo intanto i due direttori di gara, il signor Gianpietro Basei e Marco Braido, entrambi della sezione di Conegliano Veneto. Ai due fischietti l'applauso del pubblico per aver diretto questa ultima finale che metteva in palio la Coppa della delegazione di Padova. Grazie ai direttori di gara, in bocca al lupo per le vostre prossime sfide. Ora invece è giunto il momento di chiamare al centro del campo per la premiazione la squadra che si è classificata al secondo posto. Allora fate sentire un grande applauso ai ragazzi di mister Martino Maritan del PSN Legnano Polverara. Squadra seconda classificata: Karasanovic, Celin, Michelotto, Pasutto, Accenti, Breda, Carbucce, Tieto, Furlan, Libieri, Rizzo e Parpaiola sono stati i 12 che sono scesi in campo quest'oggi qui alla Belbotea Arena nell'ultima sfida di giornata. Erano andati in vantaggio con il bel gol di Marco Parpaiola che ha fatto sedere praticamente tutta la difesa del calcio 2000 prima di imbucare in rete. Un PSN Legnano che tornerà a giocare in campionato la prossima settimana per difendere il secondo posto. Ancora un grande applauso per i ragazzi di Martino Maritan. Medaglie per giocatori e staff, e poi invece ci sarà anche la consegna della targa al capitano Alessandro Breda, maglia numero 8 per il capitano del PSN Polverara Legnaro, con tutta la squadra al centro del campo per la foto di rito. La targa che verrà consegnata da Michele Di Giambattista, responsabile del calcio 5 Veneto. Ecco qui la targa per Alessandro Breda. Arriva ancora un applauso per i ragazzi del PSN che dovranno ritrovare gli stimoli giusti per il finale di campionato. Complimenti ai ragazzi, in bocca al lupo per il finale di stagione. E dopo la premiazione della seconda squadra classificata arriva anche il momento di andare ad accogliere l'ultima formazione che andrà ad alzare il trofeo in questa domenica qui in live dalla Belbotea Arena. Sportivamente si stringono le mani, si salutano i giocatori del PSN Legnano Polverara e quelli che tra poco andranno ad alzare la Coppa. Un grande applauso per la squadra vincitrice della Coppa di Padova del calcio 2000.
diretti dal tecnico Giuseppe Aciampong, con il numero 1 Marco Bertacche, con il numero 4 Antonio Franzan, con il numero 5 Fabio Fondero, con il numero 7 Andrea Rocco, con il numero 8 Ata Mian, con il numero 9 il capitano Alessandro Dallago, con il numero 10 Gianluca Feltre, con il numero 13 Riccardo Milano, con il numero 15 Ashley Olarte, con il numero 20 Marco Stoic, con il 22 Fatlind Sciala e con il 26 il numero 1 di questa sera Mattia Berno. Calcio 2000 che tornerà qui il 18 e chissà magari anche il 19 di aprile per la Final Four di Coppa di Serie D. In D si vincono più coppe che partite. Raggiungerà in questa Final Four le altre squadre che hanno vinto nel pomeriggio, vale a dire il Promo che aveva battuto 3-2 il Romano, e ci sarà il Martellago vittorioso 2-0 con lo Sporting Borgoricco, e poi anche l'altra squadra vicentina, quella del Futsal Trissino, che in precedenza ha eliminato con una vittoria per 2-0 il Futsal Moson Vicentino. Dunque calcio 2000 che tornerà qui alla Belmote Arena per le finali di Coppa. Ma adesso però è il momento, con la squadra tutta al centro del campo, di andare a prendere il trofeo con il capitano Alessandro Dallago, pronto ad alzare al cielo con le note ovviamente dell'immancabile Freddie Mercury dei Queen il calcio 2000, campione della Coppa Veneto di Serie D della delegazione di Padova. Complimenti ragazzi! E mentre Alessandro Dallago va ad alzare la coppa con le note di We Are The Champion, la vittoria del calcio 2000 che suggella una bellissima giornata di futsal griffato Serie D qui alla Belmote Arena. Sono quasi le 11 e anche questa giornata è andata. Da Stefano Testoni la voce di queste 4 partite, l'appuntamento alle prossime sfide, il 12-13 ci sono delle finali, 18-19, insomma qui alla Belmote Arena è sempre tempo di finale. Grazie a Futsal Veneto TV, grazie alla regia di Andrea Di Giambattista, grazie a Matteo di Roploz, grazie a tutti, buonanotte, sempre viva il futsal, ciao ragazzi, alla prossima!